seduto qui a forza perché Don Giorgio in qualche modo mi ha costretto a farlo. Appartengo al gruppo da poco della Caritas di Mogliano e come gruppo della Caritas di Mogliano sono impegnato anch'io in quella che è sostanzialmente l'iniziativa che da alcuni anni viene attivata qui a Mogliano, spesso con la collaborazione con altri soggetti. L'anno scorso mi pare che sia stato il Comune di Mogliano, quest'anno la Caritas ha ritenuto di muoversi autonomamente, cercando di comunque di continuare in quella che è questa rassegna che noi cercheremo anche quest'anno di proporre su temi di rilevanza sociale, di rilevanza anche etica e culturale e anche in qualche modo inevitabilmente anche di carattere politico, perché quando si parla di alcune questioni ovviamente non si può prescindere dal contesto in cui si vive. La rassegna si intitola Attraversando il nostro tempo e lo attraversiamo tutti e c'è, lo sappiamo benissimo, modo e modo di attraversarlo. Noi trevigiani di solito abbiamo un detto, potremmo anche attraversarlo del balcone, però in realtà quello che noi ci proponiamo è invece l'esatto opposto, cioè quello di cercare di capire qual è il tempo che noi attraversiamo, che cosa lo ha determinato, quali sono stati i cambiamenti che hanno prodotto eventualmente delle sostanziali modifiche nel tessuto sociale, nel tessuto collettivo, cercando in qualche modo qualche orientamento che possa trascinarci fuori da quello che, almeno dal nostro punto di vista in questo momento, sembra essere un po' una deriva. È un tempo ovviamente il nostro, quello che stiamo attraversando, contrastato e contraddittorio. Questo credo sia innegabile e dal mio modesto punto di vista anche caratterizzato da parecchio sonnambulismo, in qualche modo determinato anche dal fatto che la manipolazione o le manipolazioni quotidiane spesso detronizzano le coscienze. Ed è questo uno degli aspetti su cui vorremmo in qualche modo tentare di soffermarci, perché questo è il nostro obiettivo, lo sforzo che faremo da qui in avanti con una serie di appuntamenti che stasera apriamo con un'autorevole presenza che è quella del professor Guolo, ma che continuerà nei prossimi mesi approfondendo alcuni altri temi che inevitabilmente si innesteranno su quello che è il tema di questa serata, cioè Nord-Est tra mutamento e ricerca di identità, che non è che sia un problema legato solo al Nord-Est, noi lo affrontiamo in quanto siamo nel Nord-Est, ma il mutamento della nostra società e una ricerca di identità non si può negare che non sia un problema di carattere più generale. E questo è evidentemente l'obiettivo primario che in qualche modo noi vorremmo porci. È anche un po' ambizioso, vorremmo cercare di trovare delle coordinate che in qualche modo ci conducano fuori da questo che sembra essere un po' un terreno pantanoso, in cui ci muoviamo con discreta difficoltà anche quando riteniamo di capire che le situazioni in qualche modo vengono manipolate e che in qualche modo tentiamo di essere guidati nonostante quella che è la nostra coscienza e quindi in qualche modo anche siamo profondamente condizionati. Direi che sotto questo profilo per certi aspetti quello che ci proponiamo è quello di resistere. Vorremmo anche però cercare di capire che trincea dobbiamo difendere, non quale tipo di trincea, perché i valori li abbiamo ben presenti, ma che tipo di trincea dobbiamo difendere costruendola e in qualche modo
apprendendo anche quelle che possono essere modalità di difesa che in questo momento difficilmente si intravedono. Io credo che questo sia uno degli aspetti su cui poter anche, come dicevo prima, poi approfondire altre questioni. Noi stasera partiremo da questa perché la realtà trevigiana e il nord-est in generale in questi ultimi 25 anni è profondissimamente cambiato. Siamo passati da una società contadina a una post-contadina a una post-industriale. Io sono stato per 20 anni in sindacato e ricordo che negli anni 70 si scherzava al nostro interno quando si parlava di... Buonasera. Buonasera. Si parlava allora già di metalmezzadri, no? Nel senso che si intravedeva quella che sarebbe stata poi una società diversa da quella in cui vivevamo. Stiamo adesso vivendo in una società che è profondissimamente cambiata, non solo da un punto di vista socio-economico, ma soprattutto anche da un punto di vista culturale. È per questo che spesso, oltre alle nostre convinzioni, abbiamo bisogno anche di avere un po' dei punti di riferimento, delle guide che ci introducono e ci conducono dentro a percorsi e chiavi di lettura che non sempre sono così agevoli. Stasera, e do subito quindi immediatamente la parola al professor Guolo, affronteremo questo tema con lui, che è un politologo, che è un sociologo, è un docente universitario dell'Università di Padova ed è anche un profondo conoscitore di quelli che sono i mutamenti che avvengono nella globalizzazione non solo nel nord-est ma anche fuori del nord-est. Lui non vuole che io mi dilunghi troppo, ma non posso non fare riferimento anche alla sua profonda conoscenza di quello che è anche il mondo islamico e direi anche per certi aspetti una persona che è in grado di introdursi anche su altre questioni, su altri aspetti di grande rilevanza che, come avremo modo di sentire tra poco, avremo modo di apprezzare appunto tra poco. Lui collabora con Repubblica e l'Espresso e con i quotidiani che sono legati appunto a questo gruppo, e vorrei, presentandolo, anche ricordare che è stato uno degli artefici con i quali ho avuto l'onore di passare anche alle serate assieme in occasione dell'iniziativa che abbiamo promosso con altri 4 amici e che si chiamava perché non ha più avuto seguito, Treviso, città aperta, che è stata la risposta di numerosi cittadini trevisani e non solo trevisani a quella che era ormai diventata una deriva non più accettabile dal punto di vista sociale ed etico promosso dalla Lega di Treviso. L'anno scorso siamo venuti anche qui a Mogliano a raccogliere delle firme, le ha raccolte poi tramite ovviamente il blog via email, ed è un'iniziativa che ha avuto particolare successo anche se poi non ha avuto più seguito. Do quindi immediatamente la parola al professor Guolo